Poco dopo le ore 14 di oggi, durante l'intervento di recupero di una boa di segnalazione in laguna, richiesto dalla Capitaneria di Porto di Chioggia proprio davanti a Vigo, un marittimo al lavoro per una delle società che operano nel cantiere del Mose ha subito un infortunio, riportando l'amputazione di un dito. L'uomo, dell'apparente età di circa 50 anni, è stato soccorso dai colleghi e trasportato al pontile della riva Mario Merlin, dove un'ambulanza del 118 lo ha ricoverato all'ospedale di Chioggia. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito nel blog Chioggia Azzurra. Per la quarta volta in una settimana gli operai sono al lavoro per tinteggiare le pareti del sottopassaggio di Ridotto Madonna che conduce all'ospedale. La struttura, recentemente impermeabilizzata, è stata infatti oggetto di ripetuti imbrattamenti da parte di giovinastri che evidentemente non hanno di meglio da fare. Firme, disegni sconci o comunque sgradevoli, insulti sono all'ordine del giorno nelle espressioni di questi adolescenti. Se non è tollerabile che le imprese di pulizia e di pittura debbano essere chiamate, e quindi naturalmente pagate, di continuo per vincere la guerra alla scritta selvaggia, pesante è anche la situazione segnalata lungo la riva dell'Usenza sottomarina, dove inizia la zona ciclopedonale. Bande di ragazzini hanno imbrattato una struttura provvisoria con le lezioni alfabetiche tipiche della trap di ultima generazione, fulmini stilizzati e altre grafiche impattanti, oltre a disegni volgari anche sul selciato e per questo difficilmente rimovibili. Non certo di graffiti artistici si tratta, anzi sono solo due degli episodi affiorati negli ultimissimi giorni e che necessitano non solo uno sforzo educativo ma anche l'adeguata repressione, in nome non solo del decoro urbano ma anche del buon gusto. La grande cabina elettrica che serve 400 utenze nel centro storico di Chioggia, attualmente ancora ubicata in Calle Manfredi, nonostante una sentenza abbia dato ragione al ricorso della famiglia Camuffo, che ne chiedeva lo spostamento per l'esposizione alle alte temperature nelle pareti adiacenti, non troverà posto alla loggia dei bandi, lasciata libera a febbraio dalla polizia locale. Lo ha comunicato stamane il vice sindaco Marco Veronese, rispondendo all'interrogazione del consigliere Marco Dolfin, relativa al futuro utilizzo della loggia stessa. A quanto ha riferito il vice sindaco, la sovrintendenza veneziana ha mutato parere riguardo alla destinazione dell'immobile, rispetto al nulla osta iniziale, a seguito della ricerca compiuta dal comune per conto di E-Distribuzione, la società che amministra la rete dell'energia. Dal momento che la centrale deve rimanere in una zona non distante, l'opzione dovrebbe ricadere sul cortile all'interno del municipio, che avrebbe l'autorizzazione della sovrintendenza stessa. La scorsa notte una delle strutture di arredo urbano nel boulevard di Via Veneto Sottomarina è stata divelta dalle proprie fondamenta, probabilmente dall'impatto con un'automobile. La scoperta è stata fatta questa mattina da alcuni passanti che hanno trovato il paracarro fuori posto. Nessuna segnalazione di sinistri è invece giunta alla polizia locale, che ha comunque avvisato l'ufficio lavori pubblici. Il fatto stranamente si inserisce nell'assurda serie di incidenti stradali contro auto parcheggiate che si è verificata nel weekend sottomarina e più indietro nel tempo anche fra Ponte Cavanis, Campo Marconi e la Torre di Santa Maria a Chioggia. Questa sera dalle ore 20:45 nella sede di Calle Padovani 20 il Partito Democratico locale si riorganizza accorpando i due circoli di Chioggia e Sottomarina in una unica unità ed eleggendo la nuova segreteria. A guidare il PD sarà Barbara Penzo, che è stata investita dalla richiesta di 40 iscritti firmatari di un documento in cui si afferma la necessità di tornare a essere competitivi in vista delle prossime scadenze e prepararsi al governo di questa città definita ormai politicamente allo sbando. In questo scenario, senza distinzione alcuna di corrente, i democratici hanno pensato a una candidatura unitaria e trasversale alle varie mozioni congressuali che si sono fronteggiate alle ultime primarie nazionali. Il nome sulla quale i massimi esponenti locali hanno trovato la convergenza è quello della consigliera Barbara Penzo, che stamane ha lasciato il ruolo di capogruppo in consiglio comunale a Jonathan Montanariello.
Secondo i democratici, la figura di Barbara può dare quella spinta propulsiva che serve per tornare al centro del dibattito politico cittadino. Prima di tutto la classifica. Se il campionato fosse finito oggi, la Claudiense Chioggia Sottomarina sarebbe salva senza passare dalle forche dei play-out, ma così non è. Mancano ancora 3 giornate e a partire da giovedì ad Este i ragazzi di Mario Vittadello dovranno dare continuità a questo incredibile ciclo di vittorie e risultati positivi, ovvero 13 punti in 5 partite. Il 2-1 contro il Delta Portotolle, maturato allo stadio Ballarin grazie alle reti di Granziera e Nappello, è stata la vittoria di un gruppo andato unendosi nel girone di ritorno, in cui ha macinato punti in misura minore al solo Arzignano capolista. Un successo esaltante sia per il gioco espresso, soprattutto nel primo tempo, che per la feroce determinazione e lo spirito condiviso da tutta la rosa, dalla società e dagli spettatori. Una partita niente affatto facile contro un avversario tradizionale e in corsa per i play-off, ma sostanzialmente una vittoria meritata per quanto visto in campo. A 270 minuti dalla fine i Granata hanno ora 2 punti di vantaggio sulla zona pericolosa, complici anche i risultati dagli altri campi, ma d'ora in poi, come si è ripetutamente detto, potranno davvero guardare solo a se stessi. Un buon inizio di settimana a tutti voi amici carissimi di Network Azzurra. Dunque l'ultima perturbazione dal sapore strettamente invernale sembra aver lasciato il territorio regionale questa notte attraverso la porta della Bora. Con oggi si apre un capitolo nuovo fatto da una rimonta anticiclonica ancora debole oggi, ma che sarà effettiva con l'arrivo di martedì, mercoledì. E naturalmente durante la settimana questa cupola anticiclonica cercherà di consolidarsi con quella già presente nel nord Europa, tanto da garantire quindi una settimana tutto sommato positiva e con temperature che via via, specie da mercoledì in poi, tenderanno a portarsi sulle medie del periodo anche tra i 18 e i 19 gradi. Quindi un lunedì ancora un po' ventilato, un po' fresco ovviamente, con temperature minime che stanno oscillando tra gli 8 e i 10 gradi, ma che nel complesso risulterà buona e molto ben soleggiata nel pomeriggio, con termiche che raggiungeranno tranquillamente i 14-16 gradi. Quindi una settimana pre-pasquale ottima direi, e sembra intenda andare avanti anche per buona parte di sabato e domenica, anche se ovviamente risulta un po' difficile prevedere appunto il tempo nel fine settimana, ma alcune carte già vedono ovviamente lo slittamento del maltempo previsto ieri per domenica e lunedì a martedì, mercoledì, quindi sembra serenare un po' gli animi, staremo un pochino a vedere. Quindi miglioramento in atto per tutta la settimana, godiamoci il sole e buona giornata a tutti.